Sardegna. La prima occasione ve la offrono gli amici che dal tempo in qualche modo ci restituiscono la memoria di una comunità Samugheo con Sos Mamuzzones Antigos de Samugheo. Applauso. Ecco qua uno spaccato di Sardegna, un viaggio nel tempo che ha saputo conservare la memoria. Al centro della scena rappresenta il Dio che viene immolato e Sos Mamuzzones rappresentano i seguaci del Dio. Sos Mamuzzones Antigos de Samugheo, restate per un secondo in scena, anche perché è davvero un piacere immortalare questa immagine con uno sfondo come quello che stasera ci ospita. Ovviamente adesso loro preparano un momento per congedarsi da noi dopo averci regalato davvero questo affresco di bellezza e di memoria. Dolores Turchi afferma che nelle maschere di Samugheo sono evidenti le tracce degli antichi culti del Mediterraneo
arcaico e in particolare del culto del dio Dioniso. La Turchi si spinge oltre e sostiene che il carnevale sardo è la commemorazione di Dioniso che ogni anno rinasceva a primavera come la vegetazione, e più che mai questa sera il simbolo che loro rappresentano, la forza con cui hanno davvero portato avanti un discorso ereditato dal tempo che rimette insieme le parti di un carnevale, uno dei più affascinanti dell'isola, con la maschera di Samugheo, ci dà questo sentimento di rinascita, proprio così come loro tendono a simboleggiare con la loro rappresentazione. Sono pronti per guadagnarsi il loro applauso e con l'uscita veramente il nostro grazie più autentico agli amici di Samugheo, Sos Mamutzones Antigos. Grazie davvero agli amici di Samugheo.